Enrico Di Pasquale, Fondazione Moressa. Parliamo di cittadinanza per i figli degli immigrati. Qual è la situazione, le novità e quali le previsioni per il futuro? Allora, diciamo che la riforma attualmente in discussione in Parlamento, già approvata alla Camera, prevede delle importanti novità per i figli degli immigrati. In particolare sarà introdotto per la prima volta lo ius soli in una forma temperata, cioè saranno naturalizzati italiani i figli di immigrati nati in Italia se i genitori hanno il permesso di lungo periodo, quindi se sono sostanzialmente residenti da oltre 5 anni. E verrà introdotto anche lo ius culturae, cioè il riconoscimento della cittadinanza italiana ai bambini nati all'estero ma immigrati in Italia dopo il compimento di 5 anni di studio, quindi un ciclo completo. Questa riforma potrebbe avere come beneficiari quasi 800.000 persone a livello nazionale e quasi 100.000 a livello veneto. In particolare circa 78.000 per nascita, quindi per lo ius soli, e circa 18.000 per scuola, quindi ius culturae. Inoltre, ovviamente, ci sarà un beneficio negli anni futuri che abbiamo stimato di circa 10.000 persone all'anno, quindi una riforma che avrà un impatto sostanziale sulla popolazione straniera e di conseguenza su quella italiana, andando ad aumentare di circa 100.000 unità i cittadini italiani, quindi riducendo la popolazione straniera.